Buongiorno, le principali notizie. Sull'Etna continua l'attività esplosiva con una colata di lava nella Valle del Bove, la cenere si disperde in quota. Operativo l'aeroporto Bellini di Catania. Capodanno violento a Palermo nel quartiere Zen, spari contro le auto e le abitazioni, crivellati di colpi cassonetti, esplosioni di bombe e carta, una donna ferita da un colpo d'arma da fuoco vagante. Sono Zoe e Alessandro i primi nati in Sicilia, Catania la bimba nasce dopo un secondo dopo mezzanotte. Falcone e Borsellino volti da non dimenticare. Nel suo discorso di fine anno il Presidente della Repubblica Mattarella ricorda i due magistrati protagonisti anche dopo la morte. Rincari in arrivo dalle sigarette ai pedaggi autostradali. Il 2026 inizia con una nuova impennata dei prezzi. Tuffo a mare di Capodanno a Campobello di Mazara. In centinaia hanno sfidato le acque gelide per salutare il 2026. Calciomercato, il Palermo sta per definire la cessione di Brunori alla Sampdoria e va alla ricerca del sostituto. Serie C è già a Catania l'attaccante Bruzzaniti, primo colpo del mercato dei rossazzurri, si allenerà in gruppo e sarà arruolabile per la partita di Foggia. Buongiorno, benvenute e benvenuti a questa edizione del mattino del nostro telegiornale. Dunque continua l'attività esplosiva con una colata di lava nella Valle del Bove sull'Etna. Sentiamo Adelaide Barbagallo. L'Etna saluta il nuovo anno continuando a dare spettacolo con esplosioni e boati al cratere della Boccanuova. L'emissione di cenere che si disperde in quota è un'attività effusiva con una colata all'interno della Valle del Bove in corrispondenza della parete nord-occidentale del vulcano, in prossimità di Monte Simone, a una quota di circa 2100 metri sul livello del mare. Il fronte lavico più avanzato si trova attualmente a sud di Rocca Musarra, quota 1580 metri sul livello del mare. Dal punto di vista sismico, l'ampiezza media del tremore vulcanico si attesta attualmente nella fascia dei valori medi. L'attività infrasonica risulta bassa sia nel tasso di accadimento che nell'energia degli eventi, che risultano localizzati principalmente in prossimità del cratere voragine. L'attuale fase eruttiva dell'Etna non impatta con l'operatività dell'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania. Spari contro cassonetti, automobili parcheggiate e abitazioni allo Zen, festeggiamenti violenti per l'anno che arriva che hanno causato anche il ferimento al collo di una donna raggiunta da un colpo mentre era seduta nel salotto di casa sua. Sentiamo Manlio Viola. Quella di Capodanno è stata una vera e propria notte di fuoco nel quartiere popolare dello Zen a Palermo. La situazione è letteralmente sfuggita di mano. Spari contro cassonetti, contro auto, contro le abitazioni, vere e proprie bombe pirotecniche lanciate contro gli esercizi commerciali chiusi e persino una donna ferita da un colpo d'arma da fuoco vagante in casa. A rimanere colpita è stata una cingalese di 34 anni, nata a Palermo ma residente in Svizzera e tornata in città per vivere le feste con i propri cari e amici. La malcapitata si trovava con amici nel salotto di casa in via Rocchi Marciano quando un proiettile sparato probabilmente dagli stabili vicini per festeggiare l'arrivo del nuovo anno ha infranto la finestra entrando in casa e raggiungendolo al collo. Soccorsa e trasportata al Trauma Center di Villa Sofia, è stata medicata e dimessa. La ferita fortunatamente era solo di striscio, ma sarebbero bastati pochi centimetri perché le conseguenze divenissero molto più gravi. Ma il bilancio della follia allo Zen è molto più vasto: auto parcheggiate e crivellate di colpi sparati con fucili a canne mozze, proiettili che finiscono sulle facciate degli stabili, in almeno un altro caso rischiando di ferire gli occupanti delle abitazioni, spari contro i cassonetti usati per il tiro a bersaglio e letteralmente crivellati di colpi, e infine la comparsa delle cosiddette bombe Gaza, veri e propri ordigni clandestini venduti come fuochi d'artificio, ma in grado di provocare incendi e danni rilevanti. Restiamo allo Zen, siamo a Palermo, per dove un autista dell'Amet è stato bloccato da due ragazzi a bordo di uno scooter che l'hanno minacciato con una pistola. I due si sono piazzati davanti al mezzo e lo hanno bloccato. Poi uno di loro ha estratto la pistola e l'ha puntata contro il dipendente dell'azienda municipalizzata. E veniamo al bilancio della notte di Capodanno, che fa registrare un calo degli interventi dei vigili del fuoco in Sicilia, ma si contano sempre troppi feriti. Il più grave è un operaio di Licata con lesioni a entrambe le mani. Emanuela Corsi.
Notte di botti e di paura in Sicilia, dove però il bilancio di Capodanno vede l'isola collocarsi tra le regioni con il numero più basso di interventi da parte dei vigili del fuoco. 4 i feriti per i botti nella notte a Messina. Un uomo di 37 anni ricoverato al Policlinico ha subito l'amputazione di 2 dita. Nell'Agrigentino un 23enne di Licata è rimasto ferito a causa dell'esplosione di un petardo, riportando gravi ustioni e lesioni a entrambe le mani. Durante la notte è stato trasferito urgentemente all'ospedale civico di Palermo, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. A Catania il bilancio dei botti di Capodanno è meno grave degli anni scorsi e nessuno dei feriti è stato ricoverato. All'ospedale Cannizzaro il paziente con le conseguenze più serie è un 25enne che a causa dello scoppio di un petardo ha riportato ustioni di secondo e terzo grado al volto e alla mano sinistra. 2 uomini sono stati medicati e dimessi per ferite d'arma da fuoco. Uno di loro, un 69enne della provincia, ha subito l'amputazione parziale di un dito della mano sinistra. Durante la notte, sempre a Catania, la polizia ha sequestrato 500 kg di fuochi d'artificio, destinati con ogni probabilità ad essere utilizzati in occasione dei festeggiamenti per la fine dell'anno. Il carico è stato scovato in più scatoloni nascosti nel bagagliaio di 3 auto, denunciati 4 uomini di Messina. Sono 7 i feriti per i botti di fine anno a Palermo. Al Policlinico Paolo Giaccone, tra il pronto soccorso e la chirurgia plastica, sono stati curati 4 uomini per traumi da scoppio. 3 provocati da petardi e 1 da una pistola. Tutti si sono feriti alle mani. 3 dei pazienti hanno perso parti di falange e sono stati ricoverati. 1 è stato medicato e dimesso. Inizio di anno con tanta paura invece per i condomini di un palazzo di via 20 settembre a Milazzo, a causa di un incendio causato probabilmente dallo scoppio di una caldaia nell'appartamento di una famiglia. Evacuato il palazzo dai vigili del fuoco. Non si sono registrati feriti, ma soltanto spavento. Capodanno con il fiocco rosa, Zoe è venuta al mondo un secondo dopo la mezzanotte alla Garibaldi di Catania, primo neonato del 2026 in Sicilia. Batte al fotofinish il messinese Alessandro. Tonino De Mana. Perché mio marito appunto ha visto un film e c'era una ragazza che si chiamava Zoe. Si chiama Zoe, pesa 2 kg e 780 grammi ed il suo nome è stato scelto da papà Stefano perché è appassionato del film in cui Zoe era la protagonista. Capodanno da Oscar all'ospedale Garibaldi Inesima a Catania, che festeggia il primo nato in Sicilia, battendo al fotofinish Alessandro, nato all'ospedale Papardo di Messina 1 minuto dopo la mezzanotte. Zoe e l'equipe del reparto di ginecologia del Garibaldi, diretto dal professore Giuseppe Ettore, sono stati più rapidi. Un secondo dopo lo succare della mezzanotte, ecco il lieto evento per la felicità di mamma Paola. Sì, molto speciale. È arrivata lei, finalmente ci siamo tolti questo pensiero e siamo felici. Quali sono le sue sensazioni? Tutte emozioni belle, soprattutto appunto che è arrivata, sta bene, l'importante era questo. Zoe, terzogenita, sembra infastidita dalle luci ed aspetta la poppata, subito accontentata da mamma Paola. Parola allora a chi l'ha assistita. Una gioia immensa iniziare l'anno col primo nato qui a Catania. Devo dire che l'ostetricia di Inesima si conferma il primo punto nascita qui in Sicilia. Abbiamo superato anche quest'anno i 2000 parti. Abbiamo un team completo di assistenza sia per la mamma che per il bambino. Il nuovo anno si apre con una nascita carica di speranza. Sfoglia il libro dei ricordi del grande paese che è l'Italia, ma lancia anche uno sguardo al futuro, ai giovani. Nel suo discorso di fine anno il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha parlato di pace, di alleanza atlantica e di Europa e poi ha citato Falcone e Borsellino. Sentiamo proprio questo stralcio. Il film della memoria scorre, 2 volti che non possiamo dimenticare, quelli di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, simboli della legalità e della lunga lotta contro la mafia, protagonisti anche dopo il loro assassinio. Il loro esempio continua a ispirare non soltanto in Italia le nuove generazioni e tutti coloro che non si rassegnano alla prepotenza della criminalità. Anni di tensioni, di grandi mutamenti che ci hanno accompagnato nel passaggio al nuovo secolo, al nuovo millennio. Auguri! Buon 2026. E con l'arrivo del nuovo anno entrano anche in vigore aumenti previsti proprio per questo 2026, incrementi di prezzi che incideranno sulle tasche degli italiani e dei siciliani. Pedaggio autostradale, sigarette, costo del diesel per le auto. Questo solo per fare alcuni esempi. Francesco Triolo.
Dai pedaggi in autostrada alle sigarette, il 2026 si apre con una serie di rincari che non rendono certo felici gli italiani e i siciliani. Si parte dall'aumento dell'1,5% sulle autostrade, compresi quindi i pedaggi sulle autostrade siciliane Messina-Catania-Siracusa e Messina-Palermo. La legge di bilancio ha introdotto anche l'aumento progressivo delle accise su sigarette e tabacco. In media costeranno 15 centesimi in più a pacchetto nel 2026, 25 nel 2027 e 40 nel 2028. Aumenti che scatteranno anche per le sigarette elettroniche. Più caro anche il diesel per la parificazione delle aliquote delle accise, scatta una riduzione su quella della benzina di 4,05 centesimi di euro per litro e un corrispondente aumento di quella sul gasolio impiegato come carburante. L'impatto sui prezzi dovrebbe essere di circa 5 centesimi al litro. Sale l'imposta di soggiorno a discrezione dei comuni che potranno incrementarla fino a 2 euro per notte. Aumenti sono previsti anche sulle assicurazioni, sui pacchi, con un contributo di 2 euro sulle spedizioni sotto i 150 euro in arrivo da paesi extra Unione Europea, e raddoppia l'aliquota dell'imposta sulle transazioni finanziarie, la cosiddetta Tobin Tax. Non ci saranno invece rialzi per le multe, che il decreto milleproroghe ha sospeso per il 2026, così come è stata scongiurata l'introduzione della tassa sulle bevande zuccherate e quella sulla plastica monouso, entrambe differite al 1 gennaio 2027. Tanti gli ombrelli a Catania, in 15.000 a Palermo il nuovo anno, sotto i palchi delle due città siciliane tra artisti, musica e pioggia. Orazio Longo. La pioggia non ha fermato il countdown per il nuovo anno in Piazza Duomo a Catania, ombrelli colorati uno accanto all'altro ad accogliere il 2026 sotto il palco montato davanti a Palazzo dei Chierici per il tradizionale concertone organizzato dall'amministrazione comunale. Tanti gli artisti e i talenti presenti introdotti da Ruggero Sardo e Desiree Ferlito. Delia, rivelazione di X Factor. Super ospite Gali tra i protagonisti della scena urbana italiana. Quando mi dicono a casa, rispondo sono già qua. Tra i momenti più significativi la presentazione dello spot e del logo della candidatura di Catania a Capitale Italiana della Cultura 2028. Protagonista della notte anche la patrona Sant'Agata, il 2026 segnerà infatti il 900° anniversario del rientro delle reliquie della Santa in città. Io sono pane, terra, rame, biscottino, ali. In 15.000 a Palermo in piazza Politeama, la voce di Arisa con i suoi successi come Sincerità e La Notte e poi i The Colors. Scusa se insisto, questa notte Con Noemi sul palco di Piazza Marconi, Agrigento archivia l'anno da Capitale Italiana della Cultura, un bilancio tra aspettative mancate e polemiche. Davide Sardo. Con il concerto di Noemi in Piazza Marconi davanti a circa 7.000 persone, Agrigento ha vissuto una serata di forte richiamo. Un evento molto seguito, esterno al cartellone ufficiale, che ha fatto da cornice alla chiusura dell'anno di Agrigento Capitale Italiana della Cultura. Un percorso lungo e complesso, segnato da polemiche, ritardi e critiche, con più ombre che luci. Nonostante le difficoltà, tutti e 44 i progetti del dossier sono stati portati a termine, seppur con slittamenti, mettendo a dura prova la macchina organizzativa. Sicuramente per quanto abbiamo lottato e faticato sono soddisfatta, perché non era affatto scontato. Voi sapete che io sono arrivata e non avevo nulla, la sede, non avevo il personale e peraltro i progetti erano idee progettuali, quindi da concretizzare e mettere in cantiere per poi renderli proprio fruibili e realizzabili. E alla domanda se abbia mai pensato di mollare, la risposta è sincera. Qualche pentimento l'ho avuto, ma ritengo di essere una persona di Stato, cioè un uomo di Stato che sono una donna, quindi per me era una questione importante non desistere, ma mettere con tutte me stessa al servizio proprio di questa città, del paese, perché poi Agrigento Capitale della Cultura è Capitale Italiana della Cultura, quindi è una cosa che aveva una rilevanza a livello nazionale. Quindi ho ritenuto di dover reggere fino alla fine. Resta però l'amaro in bocca. Pochi turisti, ricadute limitate e un titolo prestigioso che per molti non si è trasformato in un reale volano di sviluppo per la città.
Ci fermiamo una breve pausa, poi l'irrinunciabile bagno di Capodanno in diverse città siciliane. Tre fontane a Campobello di Mazzara e Taormina accomunate, il primo dell'anno dell'ormai irrinunciabile bagno di Capodanno. Laura Spanò. Si è ripetuto sulla spiaggia di Tre Fontane a Campobello di Mazzara il rito del bagno di Capodanno, arrivando ormai alla sua 10ª edizione. Hanno partecipato all'evento organizzato dall'associazione Stanchi ma non troppo e dalla Proloco Costa di Cusa 150 persone, adulti e bambini, uomini e donne, ma anche diversamente abili. L'iniziativa nata per gioco tra alcuni amici è diventata ormai occasione di promozione turistica per far vivere il mare d'inverno. Sulla spiaggia antistante il lido Monna Lisa Beach si sono radunati così a sfidare le acque gelide del mare di Tre Fontane atleti e gente comune proveniente dall'entroterra trapanese, ma anche molti turisti che si trovano in vacanza nella zona. Nonostante le folate di vento di scirocco e l'acqua fredda, il tuffo è avvenuto al termine del countdown e a suon di musica per dare così il benvenuto al 2026. All'iniziativa era presente anche il sindaco di Campobello di Mazzara, Giuseppe Castiglione. C'è tanta voglia di augurare a ognuno per l'avvento del nuovo anno il meglio possibile, il bene per tutta la città. Tra antichi mestieri, animali e naturalmente la natività. Vi portiamo così alle porte di Siracusa, nell'orto del convento dei Cappuccini di Melilli, alla scoperta del presepe vivente. Francesco Aloi. Giuseppe, Maria e Gesù bambino, con il bue e l'asinello, il cuore del presepe è qui. Siamo a Melilli, nel Siracusano. Questo è l'orto del convento seicentesco dei Cappuccini, che durante le feste diventa un presepe a cielo aperto. 150 figuranti che mettono in scena gli antichi mestieri, quelli tipici del presepe intrecciati a quelli legati al territorio. E così troviamo la senia con l'asino per l'estrazione dell'acqua, la costruzione delle arnie per il miele e il frantoio. Questa è la 36esima edizione. Qui ogni anno vengono migliaia e migliaia di persone, di ogni età e da ogni dove. È suggestivo per i bambini vedere tutte queste cose, vedere i soldati romani, ciò che si legge o si vede nella storia, ma è un messaggio anche per i grandi. Per un po' ci si stacca dal cellulare e si rivive la magia del presepe, un modo per ricordare che il centro del Natale è la natività. Una breve pausa alla pagina dello sport con il calcio e Palermo e Catania. Da oggi al via la sessione invernale di calciomercato. Palermo che sta per definire la cessione di Brunori e nel frattempo va alla ricerca del sostituto. Marco Gullà. Anno nuovo, attaccante nuovo. Il Palermo sta ormai definendo la cessione in prestito di Matteo Brunori alla Sampdoria, ma parallelamente è alla ricerca del sostituto. Il profilo più intrigante resta senza dubbio quello di Tramoni. Inzaghi lo conosce bene, avendolo allenato prima a Brescia e poi al Pisa. Gli ostacoli principali per arrivare al calciatore del Pisa sono due. Il primo riguarda la valutazione del club toscano, che si aggira intorno ai 6,5 milioni di euro, una cifra importante ma non insormontabile se la proprietà rosanero decidesse di puntare con decisione alla Serie A, come già accaduto in passato per altre operazioni. Il secondo problema è legato alla fiducia che Gilardino sta dimostrando nei confronti del calciatore. Nel casting degli attaccanti c'è anche spazio per Pierini del Sassuolo, ma il Palermo tiene sotto osservazione anche Jonsen. Un'idea che potrebbe prendere corpo invece è quella che conduce ad Antonio Vergara, trequartista di proprietà del Napoli, che sta trovando pochissimo spazio nella formazione di Conte. Il Palermo intanto, dopo la vittoria sul Padova, si gode questi giorni di festa e riposo. I rosanero torneranno in campo domenica 11 gennaio a Mantova.
E a Catania l'attaccante Bruzzaniti, primo colpo di mercato del calcio. Catania appunto da domani si allenerà con il gruppo e potrà essere arruolato per la partita di Foggia. La scelta finale spetterà a Toscano. Ballottaggi in difesa, a centrocampo. Marco Carli. Bruzzaniti è a Catania e, fatte le visite mediche, sarà arruolabile per la partita con il Foggia. Poi ovviamente dipenderà da Toscano, che da domenica scorsa allena il gruppo in vista della partita dello Zaccheria, che Telecolor trasmetterà in diretta in esclusiva in chiaro. Il tecnico recupera Di Gennaro e non potrà contare su Lunetta. I giocatori nel ruolo non mancano, da Rolfini a D'Ausilio, a seconda delle caratteristiche che Toscano vorrà dare al reparto avanzato, che poi si completerà con Jimenez e Forte. Ecco che Bruzzaniti potrebbe rappresentare già un'alternativa, oltre a essere il primo colpo del Catania in questo mercato di gennaio. I dettagli del contratto sono noti da tempo, 3 anni e mezzo, e tanta fiducia anche per il futuro in un giocatore che da tempo sta facendo ottime cose. Tornando alla partita con il Foggia, altro ballottaggio in difesa fra Allegretto e Pieraccini. A centrocampo sembra favorito Quaini su Corbari. Poi, dopo lo Zaccheria, si inseguiranno gli altri colpi di mercato in difesa, in mediana e forse a fine sessione sull'esterno a sinistra. Ma intanto il Catania, dopo aver chiuso per Bruzzaniti, vuole cominciare il 2026 al meglio anche sul campo. Prima di chiudere un aggiornamento all'Ansa perché c'è un 65enne di Alessandria della Rocca, siamo nell'Agrigentino, è ricoverato in gravi condizioni nel centro Grandi Ustioni dell'ospedale civico di Palermo, dopo che per cause ancora sulle quali stanno indagando i carabinieri è andata distrutta la sua abitazione al primo piano del centro abitato, appunto. Anche un militare intervenuto per prestare soccorso all'uomo è rimasto ferito leggermente. Bene, noi ci fermiamo qui, la prossima edizione ve lo ricordo alle 14, grazie per l'ascolto e buona giornata.